Eccoci insieme cari telespettatori e viste le questioni attuali non possiamo non approfondire con un nostro ospite, un grande esperto, il tema del rischio idraulico unitamente al rischio idrogeologico. Si tratta del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, Massimo Coccato, ingegnere idraulico tra l'altro, che ha un'esperienza annale nel settore delle opere idrauliche di grande impatto, di grande rilievo. L'idrovia per fare un esempio, ma non soltanto, adesso ce ne citerà anche, ci racconterà di altri interventi importanti. Cosa può fare l'uomo sostanzialmente al di là delle questioni di emergenza, quindi per tappare i buchi quando poi questi si verificano, per cercare di rendere meno impattanti gli effetti devastanti di un cambiamento climatico che, è inutile ribadirlo, lo si vede negli effetti, è già in atto. Abbiamo parlato anche i giorni scorsi con i consorzi di bonifica, con l'assessore regionale, con le opere che vengono realizzate dagli agricoltori, con le associazioni di categoria. Adesso arriviamo anche agli ingegneri e hanno un ruolo importante, vero Presidente? Abbiamo un ruolo importante, alla fine bene o male le opere devono essere realizzate, passano attraverso un'ideazione e un sviluppo progettuale che per la grandissima parte è in mano agli ingegneri. Non sono più solo opere degli ingegneri, perché ormai è soprattutto vigente la multidisciplinarità, però l'ingegnere ha il ruolo fondamentale sia come ideazione che come responsabilità, perché alla fine è sempre di un ingegnere. Qual è diciamo un po' gli step importanti nelle opere che sono state realizzate intanto e che hanno avuto un risultato, quindi, certo. Perché poi tanti dicono sì, ma non è servito a niente, perché quando non succede qualcosa tutto quello che è stato fatto non è servito a niente. Bisogna dire, se non ci fosse stata attenzione, che ti saresti trovato con l'acqua al collo, certo. Questa è la cosa. Questo è veramente l'aspetto più rilevante da sottolineare. Abbiamo imparato molto da ciò che ci è capitato nel 2010, sembra passato tantissimo in realtà. Sono passati 8 anni e quello che abbiamo rivissuto in questi giorni ce lo ha ricordato in tutta la drammaticità, anche nei danni a cose e persone che sono successi. E bisogna partire da lì, quando probabilmente sotto la forza di quell'evento di fatto la Regione del Veneto ha cambiato passo rispetto a questa tipologia di criticità e si è dotata di una vera e propria programmazione pluriannuale. Ha redatto un piano degli interventi importante che sta via via attuando, che sta via via portando avanti, e tutto ciò che è stato realizzato a seguito di quell'alluvione ha consentito di mitigare i danni in quest'altro evento. È evidente che è un percorso. Se uno avesse a disposizione tutte le risorse che lì dentro sono state individuate come necessarie per realizzare quegli interventi, avremmo già finito. In realtà purtroppo non è così, è un percorso da seguire, tenendo alta, ed è qui dove ogni singolo cittadino può dare il suo contributo, tenendo alta l'attenzione e stimolando tutti verso il compimento di quel piano, il completamento e, dove è necessario, l'integrazione di quel piano, estendendolo anche ad ambiti dove magari non si era potuto immediatamente porre l'attenzione. Quindi è proprio un momento culturale che deve aiutare la realizzazione di queste opere. Per quanto riguarda invece voi, operatori del settore degli ingegneri, che cosa avete realizzato? Anche il suo studio in modo particolare si è occupato di alcuni interventi importanti, Trissino, Caldogno, l'idrovia, eccetera. Quali sono le zone dove avete, guardiamo il passato, dove siete intervenuti e in che termini e come? Così le raccontiamo e facciamo informazione, perché tante volte queste cose, a parte gli addetti ai lavori, non si sanno. Diciamo che il supporto degli ingegneri, dei tecnici in generale, in affiancamento alle strutture regionali. Ricordo che l'acqua è pubblica, quindi di fatto, diciamo, il governo, soprattutto dei grandi fiumi, era in mano allo Stato, poi è passato alla Regione. Rimane di competenza i corsi d'acqua minori di altre competenze, però diciamo le problematiche maggiori che derivano dal controllo, dalla regolazione dei grandi fiumi è in mano alla Regione. Quindi le strutture regionali molto spesso
si avvalgono, oltre che del proprio personale, anche di supporti tecnici esterni e quindi si rivolgono al mercato, tra virgolette, dell'ingegneria, e questo ci ha consentito di supportarli nella realizzazione di opere rilevanti. Il Veneto ha già realizzato una serie di bacini di laminazione, altri sono in fase di progettazione, quindi si stanno portando avanti, quelli che un po' sono sulla bocca di tutti, quindi il bacino di Caldogno per la difesa di Vicenza, il bacino di Trissino. Ecco, che cosa ci spieghi cosa è stato fatto in modo particolare? Allora, perché poi quando noi diciamo bacino di laminazione, certo, diamo per scontati certi presupposti, mentre giustamente il non addetto ai lavori non sa di che cosa chiaro, si tratti, che cosa implichi, che può sembrare uno fa un'escavazione, la esatto, sistema lì e il gioco è fatto, invece non è proprio così. Non no? è proprio così, è un'opera idraulica complessa, anche se appunto tipologicamente sembrerebbe banalmente una pura e semplice opera di escavazione. In realtà bisogna studiare il regime di un corso d'acqua, capire come si comporta, che tempi si porta dietro un evento di piena. Ogni fiume evidentemente ha delle risposte, si chiamano risposte idrologiche differenti, quindi rispetto alla sollecitazione che riceve, che è data dalla pioggia, i tempi in cui questa pioggia si trasforma in deflusso, cioè in portata. Quindi anche l'eccezionalità, prevedere l'eccezionalità come potrebbe manifestarsi in situazioni che vanno mutando, perché attenzione che noi siamo in divenire. In divenire, esattamente. Noi facciamo tutte le cose in genere sull'istante, no? Senza guardare. Certo, no? Quindi bisogna anche fare un pochettino delle previsioni, degli avanzamenti, degli schemi di riferimento sulle quali poi basare le opere, che sono essenzialmente delle opere che consentono la derivazione, cioè lo spostamento di una certa quantità d'acqua in un ambito differente, con una efficace rappresentazione. Un bacino di laminazione a volte è rappresentato come una specie di parcheggio. Quando in autostrada ci sono troppe macchine, le parcheggio temporaneamente a lato, passa questo flusso eccezionale di macchine e quindi quando l'autostrada è in grado di nuovo di riceverle, le riporto all'interno dell'autostrada. Di fatto un bacino di laminazione trattiene per un certo tempo una certa quantità d'acqua per consentire al fiume di far defluire le portate che è in grado di far transitare, e quando il fiume ritorna in una condizione di sicurezza vengono ritornate al fiume stesso quelle che avevamo temporaneamente parcheggiato o trattenuto. Quindi questo è un bacino di laminazione. Va da sé che si accompagnano a questo la necessità di predisporre delle opere importanti, quindi parlavo di regolazione del fiume, parlavo di derivazione per consentire lo spostamento di queste acque e di opere di restituzione. Poi tutto questo ormai al giorno d'oggi è accompagnato da impianti importanti, paratoie eccetera, nonché opere di monitoraggio, perché nessuna opera ormai può essere, come dire, affidata alla sola gestione umana, quindi la tecnologia e l'impiantistica aiuta nella gestione dell'impianto stesso, per cui sta diventando un'opera complessa. Quindi non è solo ingegneria idraulica. No, non è solo ingegneria idraulica. Un dato che sfugge assolutamente a tutti: Caldogno è molto visibile, però quasi nessuno sa che sui quasi 10 km di argini che ci sono a Caldogno ci sono più di 20 km di fibra ottica posata sotto, per consentire, sotto l'argine? Sì, per consentire di trasferire i dati e informazioni che raccolgo all'interno del bacino e poterli trasferire poi nelle centrali di controllo. Per cui stanno diventando opere, come dire, tra virgolette, non intelligenti, ma possono addirittura essere telecontrollate e telecomandate a distanza, cosa che non è da eseguire, però certamente non si può nemmeno rinunciare a questa tipologia di possibilità. Ecco, con la creazione di questi bacini di laminazione, queste raccolte d'acqua, per semplicizzare, si vanno a salvare le città, i centri abitati, Sì. Le campagne, perché tante volte diceva l'escamotage è la rottura dell'argine, l'allagamento della campagna, per evitare il peggio, quello che è successo poi abbiamo visto nel 2010, però gli anni sono stati mostruosi. Si evita in parte questo? Che cosa succede nello specifico, se possiamo fare
fare esempi concreti anche. Ma direi è esattamente questo lo spirito. Diciamo che ormai intervenire nei corsi d'acqua attraverso schemi che sono stati utilizzati fino a 20, 30, 40 anni fa, che erano quelli semplicemente di continuare a elevare, innalzare le arginature, per far sì che il fiume riuscisse a contenere una quantità maggiore d'acqua. Però ormai è una scelta progettuale insostenibile sia per gli impatti che questo genera. Stiamo pensando ormai che abbiamo corsi d'acqua che hanno arginature pensili, quindi sopra alle superfici terrene, che superano i 10-12 metri, quindi hai dei palazzi lunghi chilometri che scorrono, con i problemi e i pericoli che questi generano. Ricordo al riguardo che a seguito proprio dell'alluvione del 2010 ci sono state, mi sembra, oltre 30-35 rotte arginali, proprio per la fragilità di queste strutture, che sono state riparate. Ecco, quindi gli interventi eseguiti a valle di quell'evento, e in alcuni punti, pur non essendoci state delle rotte, sono stati rinforzati. Ecco perché in questa occasione molte arginature, le arginature hanno resistito alle sollecitazioni che ci sono state. Per cui, diciamo, sono tipologie delicate che è opportuno non continuare a innalzare. Quindi non è che la soluzione, magari come certi possono pensare, ma l'argine che io vedo davanti a casa non è tanto alto, dovrebbero intervenire, non è quella la soluzione. Esatto. La maggior parte degli interventi che hanno realizzato sono stati proprio volti al rinforzo delle arginature in maniera, direi, efficacissima, visti i risultati che abbiamo avuto in questi giorni. Va da sé che quando, diciamo, quella tipologia di intervento non è più perseguibile, bisogna trovarne un'altra. E ce ne sono varie, tra cui la più efficace si sta dimostrando che diciamo, è la più efficace in termini di analisi costi-benefici, nel senso che probabilmente se io guardo solo la soluzione tecnica, in determinati bacini dovrei realizzare delle dighe nella parte montana, eccetera. Molto spesso non si è nelle condizioni di poter realizzare questo tipo di opere. I bacini di laminazione, se opportunamente progettati, non costituiscono più, tra virgolette, un consumo del suolo. Anzi, infatti io stavo pensando proprio a quello, esatto, anzi al consumo del suolo. Consentono la restituzione di porzioni di territorio ai legittimi proprietari. Caldogno, ricordo, non è stato espropriato, è nella disponibilità dei proprietari, è stata espropriata solo la parte che è stata occupata dalle arginature e dalle opere. Il terreno all'interno della cassa è coltivabile, viene coltivato ed è nella disponibilità dei proprietari. Salvo quando viene utilizzato, l'acqua se ne va e ritorna. c'è contezza di questo. Certamente. E il bacino in sé ha consentito, con degli accorgimenti particolari, di consentire alla popolazione, non solo del comune di Caldogno, ma che vengono anche da altri comuni limitrofi, di utilizzare le arginature ai fini di un utilizzo da parte di tutte le persone. Quindi praticamente ogni giorno lungo quegli argini c'è una quantità di gente che corre, fa ginnastica, cammina, eccetera. Quindi la vivibilità di un territorio. Di aree che non erano assolutamente nella disponibilità dei cittadini fino a quel momento. Ecco, siccome noi adesso stiamo parlando dell'emergenza idraulica, perché è il periodo, perché è successo quel che è successo. Certo. Poi avremo, come sempre, l'emergenza siccità, perché ormai siamo arrivati a questi estremismi. Non è che queste vasche di laminazione, questi bacini possono in qualche modo anche costituire delle riserve idriche, perché ci sono periodi in cui le abbiamo vissute anche di recente. È un problema grosso. Evidentemente dobbiamo anche questo aiutarci in un esempio. Se io devo trattenere per un certo tempo un volume d'acqua, è come se io avessi a disposizione un bicchiere da riempire all'occorrenza. Se questo bicchiere, quando mi serve, è già metà pieno, evidentemente la sua efficacia è limitata. Per cui se io all'interno di un bacino che mi serve vuoto perché lo voglio riempire con il massimo del volume disponibile nel momento del bisogno, lo occupo già con una riserva d'acqua che effettivamente ha altre possibilità di utilizzo, ma che mi occupa un volume importante, diminuisco di fatto la possibilità di essere efficiente ed efficace nell'alimentazione della piena. Per cui
Purtroppo sono due funzioni che vanno in contrasto Però tra di c'è loro. una prevedibilità, magari uno può svuotarlo per tempo, sì. inizia la stagione autunnale, che poi diciamo, c'è anche la Sì. quiete dell'agricoltura, la fase di riposo e quindi... Esatto, e questo si potrebbe ipotizzare in determinati ambiti, va da sé che anche la tipologia con cui realizzo questo tipo di opere va pensata con funzioni diverse, perché anche in questo caso Caldogno è un po' particolare, è dotato di organi di irrigazione meccanici, che quindi ne consente l'utilizzo in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione. Viceversa, molte opere, anche per consentirne un utilizzo esclusivamente in funzione di antipiena, di mitigazione del rischio idraulico, non sono dotate di opere di regolazione, ma di soglie fisse, quindi entrano in funzione solo quando il livello dell'acqua raggiunge il valore critico. In quel caso evidentemente la possibilità di metterci delle portate di acqua differenti, per esempio per stoccarle ai fini irrigui o per qualsiasi altro motivo, dovrebbe essere demandato ad ulteriori opere da abbinare a queste, quindi vanno un po' studiate le cose. Lei ne ravvederebbe l'utilità, l'importanza vista la situazione? Perché poi l'attività vostra andrebbe coordinata con anche altri organi, cioè tipo quella degli geologi, anziché c'è tutta un'equipe di professionisti, perché una cosa fatta a sé stante non è più pensabile come una volta, perché una volta si facevano le opere a sé stanti e dopo adesso bisogna fare tutto in un sistema. Allora, io credo che un esempio di questa, diciamo, condivisione di diverse esigenze, è un esempio che è molto chiacchierato ma che è comprensibile da molti, è proprio l'idrovia. L'idrovia ha una funzione di navigabilità, di corso d'acqua navigabile. Abbinata a questa sua funzione è stata abbinata la funzione di scolmatore, quindi di opera di mitigazione del rischio idraulico. Ecco, collochiamo l'idrovia magari per chi ci ascolta da Trento e magari non sa. L'idrovia rappresenta per Padova, il territorio in generale del Veneto, un'opera, ahimè, che è rimasta ferma sulla carta e parzialmente realizzata per tanti anni, per 40 anni. È una via, cioè è un percorso. È stata studiata una via navigabile per collegare la zona industriale di Padova alla laguna e al porto di Venezia. Quindi di fatto era per trasferire le merci, evitare quindi di portarle su gomma e farle invece viaggiare via acqua. Quindi da quel punto di vista commerciale e di utilizzo è rimasta anche ferma perché nel tempo, soprattutto nell'epoca passata, probabilmente la convenienza delle due modalità di utilizzo, quindi gomma contro nave, eccetera, non era così elevata. E tuttora permangono delle criticità, perché evidentemente se io creo una via navigabile devo anche creare le infrastrutture, quindi il porto di attracco, per consentirne l'utilizzo in modo agevole. Nel caso dell'idrovia Padova-Venezia, da un po' di anni si sta studiando e si è completato un progetto preliminare, quindi un progetto che identifica la funzione anche come scolmatore di piena, cioè utilizzare nello stesso ambito, quella stessa via d'acqua, anche per scolmare, per derivare, per togliere una quota importante di acque dal fiume Brenta, per consentire in questo caso la mitigazione del rischio idraulico di tutto il sistema a valle, compresa la città di Padova, che immette le sue acque che arrivano dal Bacchiglione, eccetera, attraverso i canali interni proprio nel fiume Brenta. Quindi diciamo questo abbinamento di due funzioni è un esempio virtuoso di come un'opera pensata in maniera generale e completa può aiutare. I bacini di laminazione si portano dietro qualche altro problema, perché ripeto, non è banale, perché se avessi un volume infinito sarebbe un attimo. Purtroppo siamo costretti sempre, visto il nostro territorio, a fare i conti con le disponibilità di aree, e quindi quando sei
limitato nelle disponibilità di volumi da poter utilizzare, evidentemente perderne anche una minima parte è un'attenzione che va sempre tenuta. Anche il problema elevata. appunto dell'antropizzazione Esatto. è molto molto forte. Esatto. Torniamo su questi argomenti, c'è la pubblicità, pochi secondi.